Rieccoci puntuali, buongiorno Regione, buongiorno a tutti cari telespettatori. Mercoledì 1 aprile, 7:30 del mattino, puntuali come sempre. Oggi tra le tante notizie e gli approfondimenti ci occupiamo di sanità perché è una giornata importante, è l'addio in sostanza delle ricette rosse per quanto riguarda le visite specialistiche. Ne parleremo tra poco con chi ha curato tutto e sta curando il processo di digitalizzazione della sanità in Veneto. Scopriremo che cosa sta cambiando in sostanza. Allora siamo al momento del nostro approfondimento di oggi, vi dicevo ricette rosse addio per quanto riguarda esami e visite specialistiche. Prima di parlare con i nostri ospiti abbiamo preparato questa scheda, la vediamo insieme. Alberto Pregaglia. Nuova tappa verso la scomparsa delle ricette rosse di carta. Da oggi infatti vengono eliminate quelle relative a prescrizioni di visite e prestazioni specialistiche, esami diagnostici e di laboratorio. Per molti farmaci la ricetta rossa era già un ricordo a partire dallo scorso settembre, sostituita per il momento da un promemoria stampato. La nuova procedura garantisce di avere a disposizione in tempo reale in un sistema unico regionale dati verificati delle prestazioni prescritte e prenotate dai cittadini. Lo scopo è quello di avere per ognuno di noi un cosiddetto fascicolo sanitario elettronico, la nostra storia sanitaria disponibile immediatamente in qualsiasi struttura collegata al servizio sanitario regionale. E il Veneto diventa così la prima regione in Italia a digitalizzare il ciclo delle prescrizioni sanitarie con un sistema di accoglienza regionale, oltre a quello previsto per legge a livello nazionale. Per ora resta un promemoria stampato per ricordare i farmaci o le visite prescritte, ma in un prossimo futuro all'utente basterà rivolgersi agli sportelli solo con la propria tessera sanitaria e il sistema riconoscerà le persone e le prestazioni indicate dal medico, evitando ad esempio disguidi e doppie prenotazioni, con l'ulteriore positiva conseguenza di razionalizzare e accorciare le liste d'attesa. Allora, dunque questo è quanto. Noi siamo qui con i nostri ospiti di giornata, sono Claudio Dario e Claudio Saccavini, li salutiamo, sono rispettivamente il presidente e il direttore tecnico di Arsenal, che è, per capirci, quell'agenzia che a livello regionale cura la digitalizzazione della sanità. Allora, presidente Dario, questo è il secondo passo di una serie, di una rivoluzione che è in atto. Traduciamo nel concreto, che cosa vuol dire addio dematerializzazione della ricetta rossa per le visite specialistiche? Sì, allora intanto buongiorno ai telespettatori, è un passo importante, direi che il contributo è stato molto efficace, sostanzialmente è questo: non occorre più che i pazienti o i loro familiari diventino i trasportatori delle informazioni attraverso la ricetta rossa, perché i medici di medicina generale e i pediatri le introducono direttamente nel sistema che identifica la persona e la ricetta, e a quel punto basterà in qualsiasi ospedale, farmacia, struttura non solo della regione presentare quel promemoria che porta il codice identificativo per poter ricostruire il suo diritto a quella prestazione. Per capirci un po', per fare un esempio, come con i treni, quando uno si prenota un biglietto e non si stampa il biglietto ma si tiene la prenotazione sul cellulare, sul tablet o sul computer, no? Esattamente così, anche sul treno piuttosto che sull'aereo bastano le ultime 2 cifre del PNR che identifica la persona e la prestazione, così anche per la sanità da oggi. Resta comunque una fase di interregno, diciamo, in cui c'è un foglietto promemoria, questo anche per tutelare in caso ci sia qualche intoppo del sistema, il sistema non funzioni. Non c'è dubbio, ci vuole sempre un sistema di controllo, di supporto, e quindi il promemoria ha questo significato, solo questo significato, come la stampa del biglietto del treno o aereo, come promemoria di fronte a qualsiasi criticità che può avere il sistema. Allora, Claudio Saccavini, direttore tecnico, quindi braccio operativo di tutta questa operazione. Il prossimo passo quale sarà? Il prossimo passo è quello del fascicolo sanitario elettronico che verrà compiuto entro la fine di quest'anno, che permetterà ai cittadini di avere tutta la propria storia sanitaria contenuta nel sistema, dalle prescrizioni farmaceutiche e prescrizioni di prestazioni ambulatoriali che cominciano oggi, ai propri referti e a tutte le informazioni della propria salute. Quindi molto praticamente poi vuol dire che se io avessi bisogno di un qualche farmaco non ho più da andare dal medico a fare le code e cose di questo tipo, però che cosa succede?
Beh, il medico può farmi una prescrizione, come già lo fa da inizio settembre, e questa prescrizione, invece che essere stampata sul foglietto, sul promemoria bianco, viene direttamente come adesso inserita e io mi posso presentare con la tessera sanitaria direttamente in farmacia e farmi erogare il farmaco. Chiaramente per fare ciò dobbiamo attivare il fascicolo sanitario elettronico e quindi questo sarà il terzo passo di questa, corsa verso la sanità digitale. Sanità digitale che per il Veneto, che tra l'altro è una delle prime regioni in Italia ad aver cominciato ad attuarla, significa anche un risparmio poi, no? Beh, i risparmi sono notevoli. Ormai è assodato che razionalizzando con la sanità digitale vengono degli risparmi. Considerate che soltanto dal non utilizzare la ricetta rossa, il modulo rosso che viene stampato dal Poligrafico dello Stato, si risparmiano ogni anno 3 milioni e mezzo di euro, solo con questa piccola, innovazione. Ecco, questa innovazione poi, Presidente Dario, prevede che si crei anche una squadra, no? Ci siete voi che date le direttive, ci sono i medici e i pediatri poi che devono anche poi attuarle. C'è magari anche qualche intoppo nella fase di adeguamento alle istanze, no? Che cosa sta succedendo? Allora, guardi, devo dire che c'è stata una risposta molto importante da parte dei medici di medicina generale, dei pediatri, dei farmacisti, che hanno aderito rapidamente a questo percorso, tant'è che il 99% dei medici di medicina generale ormai prescrivono in questo modo, quindi questa è l'occasione per un ringraziamento anche a loro, ai farmacisti e ai pediatri, e nell'ambito dei risparmi non sono solo economici, ma pensate, il tempo agli sportelli per i pazienti si abbatte del 60-70%. Benissimo, grazie di essere stati con noi allora a parlare di questa novità. In chiusura vediamo la clip che avete preparato anche come lancio promozionale poi di questa novità. Certamente.